Via dei Tesori 2020. Mantova quest'anno vuole offrire 4 visite, di cui 2 legate al ricchissimo patrimonio della diocesi, quindi la chiesa di Sant'Egidio e la chiesa di Santa Maria della Carità, quest'ultima uno scrigno del Settecento mantovano con Bazzani, Schivenoglia, quindi veramente una pinacoteca straordinaria di arte sacra e di bellezza appunto settecentesca. Le altre 2 aperture invece toccano 2 temi significativi. La prima è quella delle pescherie di Giulio Romano, che sono state inaugurate ieri e che per l'occasione ovviamente saranno aperte al pubblico, quindi consentiranno di ottenere il contatto, il recupero del rapporto fra la città, l'impianto urbano e l'acqua. Potranno scendere tutte le persone che vorranno ritornare appunto ad avvicinarsi al Rio, quindi a questo corso d'acqua che ha segnato così fortemente intanto una visione paesaggistica della città, ma anche la storia commerciale di Mantova. Le pescherie sono l'esempio, appunto il mercato coperto del pesce. Le pescherie di Levante in questo senso hanno chiuso il primo lotto dei lavori con la creazione di questa bellissima terrazza pontile che consentirà anche di recuperare poi successivamente quel luogo denso di fascino che è il colonnato che regge il Lungorio, quindi l'antica struttura che reggeva il mercato coperto della carne, delle beccherie. Potranno scendere tutti, c'è un ascensore, c'è un sistema appunto attraverso il quale anche chi ha difficoltà motorie può arrivare esattamente dove poter ammirare appunto una Mantova di circa 4 metri più bassa rispetto appunto al livello stradale. L'ultimo appuntamento invece per quanto riguarda i 4 siti è dedicato alla torre, ma io direi è dedicato al tema delle torri. Noi apriamo la torre più antica, la torre dello Zuccaro, la torre alta 42 metri, una torre che è suddivisa da 9 pianerottoli che raccontano di fatto una storia mercantile, una storia medievale, una storia molto antica della città che si stava formando, che si stava sviluppando prima di diventare una signoria, un principato, una città densa di quell'attività mercantile che era tipica del libero comune. Ecco, noi pensiamo che sia importante fare una riflessione sul tema delle torri. Sono importanti, sono significative, svettano nel profilo della città, ma hanno anche la possibilità di essere valorizzate. In occasione delle Vie dei Tesori ci troviamo oggi all'interno della Torre degli Zuccaro, che è la torre più antica della città, una delle più alte dopo la Torre della Gabbia e la Torre delle Ore. All'interno ha 9 piani raggiungibili con più di 200 scalini per arrivare in sommità, alta poco più di 42 metri, ha una struttura muraria spessa più di 1 metro e una fondazione che scende sottoterra per più di 3 metri. Questa torre veniva anticamente utilizzata come magazzino, dopo negli anni è stata utilizzata anche come polveriera durante il periodo austriaco e da più di 200 anni ormai non è più utilizzata. Non si conosce il nome del committente originale. Il nome che ha attualmente deriva da un proprietario di epoca rinascimentale, Zuccaro da Palazzo, al quale poi fu appunto dato il nome Zuccaro, con cui appunto adesso ricordiamo la torre. Ci troviamo nella chiesa di Santa Maria della Carità e sicuramente una delle cose più importanti è la posizione, infatti si trova in via Corridoni che è in pieno centro mantovano. Sicuramente è importante determinare il fatto che sia suddivisa nella Cappella Strigi inizialmente e successivamente nella navata centrale. La Cappella Strigi, dedicata alla famiglia Strigi, è annessa alla navata centrale, la quale è principalmente composta da opere di un artista mantovano del XVII secolo, ovvero Giuseppe Bazzani, il quale assieme agli affreschi rappresentati sul
sul soffitto della navata, con 8 dipinti, diciamo, conclude il ciclo decorativo principale della chiesa, e possiamo trovare anche 6 altari raffiguranti vari patroni e vari santi, come per esempio Sant'Eligio, Santa Caterina. Troviamo anche spesso il simbolo della confraternita delle 5 piaghe. Sicuramente una delle cose più interessanti appartenenti alla chiesa è il dipinto raffigurato nel tabernacolo, nel quale è presente un cavaliere franco, però viene rappresentato con il viso di Francesco II Gonzaga, marito di Isabella d'Este.